Presidente, tutto pronto per questo grande evento, finale scudetto, la prima finale secca che si terrà a Trieste. Sono contento che il Friuli Venezia Giulia sia stata scelta e devo dire che è una conferma dell'importanza che abbiamo per lo sport, per questo evento che è di carattere internazionale, perché se è vero che la finale di Serie A è altrettanto vero che il campionato di pallavolo femminile italiano è tra i più importanti al mondo e quindi avremo l'attenzione a livello regionale di una platea importante sportiva che guarderà il nostro territorio e quindi dobbiamo essere in grado anche di far conoscere il nostro territorio anche attraverso eventi di tale importanza. Devo dire che questo è un lavoro che si costruisce negli anni per le capacità che abbiamo saputo dimostrare anche per altri eventi che si sono svolti in Friuli Venezia Giulia e quindi anche per le varie leghe e diciamo, i responsabili dei diversi settori sportivi vedono nel Friuli Venezia Giulia un partner affidabile con delle strutture all'avanguardia che è in grado di ospitare eventi di questa importanza. Queste cose non nascono da un giorno all'altro ma nascono dal lavoro di anno dopo anno. Io sono contento infatti che il Friuli Venezia Giulia abbia questo cuore sportivo, perché lo sport io sono convinto che la parte diciamo, e scusatemi ovviamente se estremizzo la questione, però la parte principale non sono le capacità sportive dell'atleta, ma sono la formazione che viene data ai ragazzi. Magari non tutti diventeranno campioni di Serie A o andranno in competizioni internazionali, ma saranno in grado però di affrontare la vita in un altro modo, perché lo sport deve insegnare quel sacrificio necessario, quella rinuncia, magari penso soprattutto ai ragazzi giovani, no? che si allenano, che invece di uscire devono andare ad allenarsi. Penso anche alla capacità di rialzarsi dai fallimenti, perché nello sport c'è la sconfitta, c'è la volontà di riprendersi e magari dopo arriva il successo, che sono le sfide che una vita mette di fronte all'uomo e alla donna. Purtroppo ho paura che troppo spesso abbiamo un modello culturale che sta andando verso una direzione nella quale i problemi bisogna evitarli, i sacrifici non esistono e le difficoltà nemmeno. In realtà purtroppo nella vita così non è e se abbiamo dei cittadini formati che sono in grado di affrontare questi problemi sono cittadini forti. Se invece abbiamo dei cittadini che pensano che tutto questo non esiste, in realtà si troveranno a scontrarsi con una realtà che dice cose diverse. Un attimo.